Aiutare le nostre naturali difese a rimanere forti e sane è sicuramente un passaggio fondamentale per prevenire i malanni di stagione. L'efficienza del nostro sistema immunitario si basa su 4 aspetti principali: seguire una dieta sana e bilanciata, praticare una regolare attività fisica, avere un corretto equilibrio intestinale e, laddove necessario, seguire un'adeguata e mirata integrazione. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, le vitamine ci offrono un importante aiuto per sostenere le nostre difese a combattere raffreddore, virus dell'influenza e gli altri malanni tipici della stagione fredda. Fra tutte le vitamine, la vitamina D svolge un ruolo molto importante. Questa vitamina non è solamente preziosa per il nostro sistema immunitario, ma anche per garantire la salute delle nostre ossa e l'assorbimento di calcio e fosforo. La fonte principale di vitamina D è il sole. È l'unica vitamina infatti che il nostro corpo riesce a produrre autonomamente attraverso l'esposizione solare. In misura minore la troviamo in alcuni cibi di origine animale, come alcuni tipi di pesce, lo sgombro, il salmone, il tonno e le uova. Sebbene, seppur in linea teorica, basterebbe esporsi al sole per garantirci un adeguato apporto di vitamina D, la sua carenza è ormai diffusissima. Si stima infatti che oltre il 40% della popolazione sia carente di vitamina D. Chi sono i soggetti più a rischio? Sicuramente i bambini, gli anziani, ma anche chi ha un fototipo scuro, chi segue una dieta vegetariana o vegana, ma anche gli adulti sedentari che trascorrono la maggior parte del loro tempo in ambienti chiusi e i soggetti in sovrappeso o obesi, in cui la vitamina D tende ad essere immagazzinata nell'abbondante tessuto adiposo e quindi meno disponibile per le sue funzioni. Quali sono i sintomi da carenza di vitamina D? Sono molteplici. Innanzitutto ossa e articolazioni fragili, ma anche debolezza e affaticamento muscolare, stanchezza cronica spesso associata ad un umore basso e un sistema immunitario poco efficiente, con un aumento quindi della probabilità di ammalarsi. Come garantirci allora un adeguato apporto di vitamina D? Innanzitutto concederci i cosiddetti bagni di sole, quindi esporsi al sole per circa 20 minuti, magari cogliendo l'occasione per fare un po' di attività fisica all'aria aperta, anche una semplice passeggiata, mettere in tavola alimenti che contengano vitamina D, quindi il pesce azzurro, le uova e i latticini e infine, soprattutto nei casi di una carenza importante, ricorrere all'integrazione. La forma D3 risulta quella più attiva e più funzionale. Gli studi, inoltre, ormai hanno messo in evidenza che la somministrazione giornaliera è da preferire alle megadosi settimanali o anche mensili. Assumendo infatti la vitamina D tutti i giorni, riusciamo ad assorbirla meglio ed averla più attiva a livello dei tessuti.